dato lustro all'Ateneo e dato anche, come posso dire, anima, perché noi ogni volta abbiamo sempre queste difficoltà. Io ho detto stamattina perché la parte abbiamo iniziato da stamattina, no? A ricordare Erede. Stamattina ho detto che io ho avuto la fortuna di incontrare due figure notevoli. Una era appunto la professoressa Rudas e l'altra il professor Gessa. Come ho detto stamattina, ricordo quello di, per quanto mi riguardava, di essere iscritta, mi sono iscritta in medicina, nonostante mia madre fosse spaventatissima di questo, perché volevo fare psichiatria, per cui la piacevolezza di incontrare, di interagire con una figura di spessore, colta, un carattere forte, importante, un esempio di figura femminile che voleva raggiungere e che ha raggiunto risultati importanti nella sua carriera, ma soprattutto nel dare un'impronta a quello che faceva, nell'essere presente nella vita della città e non solo, possiamo dire nella vita della regione, nell'essere presente e nel condizionare, tra virgolette, la crescita di tante figure non solo nel mondo della psichiatria, per cui questo aspetto è importante. Certo, carattere forte, carattere importante, momenti anche, se vuoi, di piccola difficoltà, no? Anche perché io personalmente volevo fare delle cose, per cui ricordo che io mi spostavo sempre più sul biologico, sempre più sulle basi genetiche delle malattie mentali, e per cui ovviamente dal punto di vista culturale cominciano a esserci, no? Delle distanze, come era giusto che fosse. Però poi, man mano che siamo cresciuti, c'è stato un riavvicinamento, una stima non è mai mancata, rispetto non è mai mancato, ci mancherebbe altro, però c'è stato così un riconoscimento maggiore di quello che poteva essere da parte mia l'importanza della figura della professoressa Rudas nel mio percorso culturale, nella mia crescita come persona, come ricercatrice e come donna. E da parte sua il fatto di dire, ok, vabbè, sì, non sono riuscito a portarti in un mondo che era quello che lei giustamente considerava più importante e più vicino a certi percorsi, ma va bene uguale, va bene uguale. Per cui sotto questo aspetto c'è stato anche questo momenti piacevoli anche di interazione reciproca, di riconoscimento e l'affetto da parte sua nei miei confronti, una volta che sono riuscita anche a diventare rettore di questo Ateneo. Ed era contentissima di questo fatto. Era proprio un aspetto, come dire, una figura femminile nella quale comunque lei ha avuto un'influenza nel percorso, anche se, ripeto, non sono riuscita perché ero spostata più sul versante biologico, che riusciva poi ad essere la prima donna rettore dell'Ateneo Casertano. E lei era contentissima di questo. Ha avuto in più di un'occasione modo di dirmi quanto era felice di questo. E la cosa importante anche di questi convegni è il fatto di magari di esternalizzarli un pochino. Non me ne vogliano i signori maschietti, però noi abbiamo bisogno di tanti esempi dal punto di vista femminile, di donne che raggiungono certi livelli non semplicemente di attività, cultura, ma anche di importanza, di posizioni importanti nel condizionare attività e insiemi. Ecco, la professoressa Rudas è stata un esempio per me, io spero di esserlo per tante giovani. Mi fa piacere che ci sia questo momento di ricordo. Io devo chiedere scusa perché ci sono queste riunioni istituzionali con i cugini sassaresi. Obiettivo mica niente, con i cugini sassaresi. Abbiamo iniziato ieri sera, dovevamo finire
aspettiamo per quelle 5 nuovi incontri, una roba incredibile. Però va bene, e per cui io chiedo scusa del fatto che prevedevo di avere la serata libera e invece non ce l'ho, però spero, credo, mi auguro che non si faccia anche il 10 di sera per quanto mi riguarda, e perciò la possibilità comunque di unirmi a voi più tardi. Per cui grazie per essere qui, grazie perché ricordate